Nuovo attacco bianco-azzurro, ma ancora contro l'informazione. Ieri il protagonista era stato l'azionista di maggioranza Marcello Giavarini. Oggi ci ha pensato Ernesto Russello. Il responsabile dell'area tecnica prova a difendere un suo tesserato, mettendo in cattiva luce un sito giornalistico online di Arezzo. In rete, anche se proprio lui la difende per mestiere, è finito il portiere Alessandro Vono. Le sue dichiarazioni rilasciate a tuttoc.com non sono state del tutto gradite dalla società cregantina. Il sito, dopo il successo di domenica contro la Regina, ha riportato un'intervista all'estremo difensore, il quale si è soffermato sull'attuale momento di travaglio societario. Queste le dichiarazioni pubblicate. Speriamo che tutto si possa risolvere velocemente, il momento non è facile, ci sono dei ragazzi che fanno fatica ad arrivare fino a fine mese, in sede opportuna poi spiegheremo il momento. La proprietà c'è solo tra mille difficoltà, in questo momento non andiamo più in ritiro, ieri abbiamo fatto una trasferta di 3 ore partendo alle 8 del mattino, per fortuna è andata bene per il risultato, ma non era semplice visto il tipo di viaggio, manca tutto e ci alleniamo su un campo imbarazzante. Il disagio espresso da Vono, secondo quanto riportato da tuttoc.com, come detto, non è piaciuto alla dirigenza. Così questa mattina Ernesto Rossello, attraverso una nota stampa, sottolinea: mi corre l'obbligo di fare sapere che alcune frasi sono state fraintese dal giornalista, così come mi è stato assicurato dallo stesso nostro tesserato. Il nostro portiere, tra i più forti della categoria, leader indiscusso dello spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani, ha voluto esternare un momento economico poco felice che sta attraversando il club, ma le sue parole sono state amplificate. Vono tiene tantissimo all'Acraga, se sono ancora le parole del responsabile dell'area tecnica cregantina, e soffre nel vederla subire l'indifferenza delle istituzioni e della classe imprenditoriale locale. È doveroso, aggiunge poi, evidenziare come le piogge degli ultimi giorni abbiano rimandato di qualche settimana la risemina del terreno di gioco dello stadio Esseneto. Russello ammette comunque che quello attuale è uno dei momenti più difficili della recente storia calcistica del club per i noti problemi societari, ma la squadra ha dimostrato ancora una volta grande maturità, professionalità e attaccamento alla maglia. Sono certo che nel corso della stagione, con questo meraviglioso gruppo, favoriti si spera da una migliore situazione societaria, ci toglieremo altre importanti soddisfazioni. E sulla trattativa in corso con l'imprenditore italo-svizzero afferma: tutti noi facciamo il tifo perché l'operazione vada a buon fine, in modo che il passaggio di proprietà possa rilanciare il blasone bianco-azzurro. Il presidente Silvio Alessi assicura sta lavorando in tal senso per dare un futuro sereno alla squadra, anche con nuovi investitori.